Ennesima tragedia della strada in Veneto e ancora una volta vittima un giovane centauro. Nel Padovano un 21enne perde il controllo della moto e finisce contro un palo. Paura questa mattina a Piazzale Roma-Venezia, un bus CTV ha preso fuoco, i passeggeri che si trovavano sul mezzo sono riusciti a scendere prima che si sprigionassero le fiamme. Per avere un trattamento pensionistico migliore un sindacalista vicentino avrebbe truffato l'INPS, operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 155.000 euro. Minaccia all'europarlamentare di Chioggia Rosanna Conte dopo un suo intervento per presunte infiltrazioni mafiose nel territorio, la solidarietà di Zaia, non mollare, vai avanti. Autonomia, ieri sera a Ring, il consigliere regionale pentastellato Simone Scarabella lancia un ultimatum, pronto a mollare il movimento se non arriverà l'autonomia entro le elezioni regionali. Cede l'asfalto nel cantiere sul ponte della tangenziale a Padova, un incidente che ha reso impraticabile la viabilità lungo la carreggiata che costeggia i lavori, traffico in tilt. Delicato intervento al Cafoncello di Treviso su una bimba di 3 anni che non poteva né masticare né sorridere, l'equipe medica ha ridato alla piccola una vita normale. Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque l'ennesimo incidente stradale sulle strade del Veneto e a perdere la vita anche stavolta un giovane centauro che ha perso il controllo della moto e è finito contro un palo. La vittima aveva 21 anni. In sella alla sua moto KTM si è schiantato contro il cartello stradale che indica l'inizio del suo paese, la frazione di Tombelle nel comune di Saonara. Un botto tremendo che ha costato la vita ad un giovanissimo. Filippo Gobbo aveva compiuto 21 anni giusto una settimana fa. Lunedì sera, mentre percorreva la via poco distante da casa, sarebbe scivolato sul terreno a bordo strada perdendo l'equilibrio e finendo la sua corsa contro una centralina che smista la corrente elettrica e poi contro il cartello stradale. Sul posto sono intervenuti i medici del SUEM che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita del ragazzo che è deceduto dopo circa mezz'ora. Il giovane, appassionato di moto, sul suo profilo Facebook postava diverse foto mentre era ritratto in sella alla sua 2 ruote. Filippo Gobbo era molto conosciuto in paese, la zia è una consigliera di maggioranza, tra le prime insieme alla mamma e alla sorella del ragazzo ad accorrere sul luogo della tragedia. Il 21enne di Saonara è il 4 motociclista vittima della strada in poche settimane. In 9 giorni ci sono stati altri 3 morti, una coppia di Selvazzano e un 20enne di Vigo d'Arzere. Andiamo a Venezia dove questa mattina in Piazzale Roma si sono vissuti attimi di paura per l'incendio che ha interessato un pullman ACTV, i passeggeri fortunatamente tutti illesi. Ci aggiorna in diretta Ferdinando Garavello, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Questa mattina paura e danni in Piazzale Roma dove appunto un bus di linea ha preso fuoco. Si tratta di un mezzo per il trasporto urbano della CTV che è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme poco dopo aver accostato per far scendere i passeggeri alla fermata prevista. Le persone che scendevano dal bus hanno segnalato all'autista che soprattutto nella parte posteriore si sentiva un forte odore di fumo e in pochi istanti si sono sviluppate le fiamme. Un vigile del fuoco fuori servizio che si trovava in zona per caso ha subito dato il via alle operazioni di spegnimento con 2 estintori che però hanno solo in parte soffocato l'incendio. Nel frattempo la parte posteriore del bus era già stata avvolta completamente dal fuoco e solo l'intervento di 3 squadre di vigili del fuoco di Venezia e Mestre ha permesso di domare il rogo. L'autobus è stato danneggiato in modo irrimediabile ma non ci sono feriti o intossicati. Lo spettacolo pauroso delle fiamme in Piazzale Roma, come si può vedere dai molti video che girano sui social e anche che abbiamo anche noi mandato, ha richiamato un gran numero di curiosi. Noi sentiremo oggi anche la CTV per capire cosa è successo, però per il momento è tutto e vi restituisco la linea. Buon lavoro a Ferdinando Garavello. Restiamo nel veneziano dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne impiegato di Salzano con l'accusa di atti persecutori. Nonostante le 2 istanze di ammonimento, le numerose querele e la misura del divieto di avvicinamento, l'uomo aveva continuato con lo stalking nei confronti della sua ex compagna. Non si era infatti rassegnato alla fine della loro storia e al fatto che la donna si fosse fatta un'altra vita. Per avere un trattamento pensionistico migliore un sindacalista vicentino avrebbe truffato l'INPS e ora la Guardia di Finanza gli ha presentato il conto.
La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro beni appartenenti a un sindacalista vicentino per oltre 155.000 euro. L'uomo è accusato di truffa aggravata per aver sottratto in modo fraudolento risorse al sistema previdenziale per beneficiare di una pensione di favore riservata ai sindacalisti. L'indagine complessa ha permesso di individuare un sistema fraudolento che avrebbe visto protagonista un 71enne ex dipendente del Ministero dell'Istruzione, oggi in pensione. Con la complicità del segretario provinciale del sindacato avrebbe ottenuto, senza che ce ne fosse motivo, una maggiorazione dello stipendio, con conseguente contribuzione aggiuntiva all'INPS, maggiorazione che dal 2007 ha portato nelle tasche dell'uomo oltre 1.000 euro al mese, per un totale superiore a 155.000 euro, e così il giudice del Tribunale di Vicenza ha deciso per il sequestro preventivo di oltre 36.000 euro custoditi in 2 conti correnti e di un appartamento a Bolzano Vicentino per un valore di 119.000 euro. Va ricordato che questa operazione delle Fiamme Gialle si inserisce nella lotta ai fenomeni fraudolenti che alimentano la spesa pubblica senza giustificazione. La politica, per parlare di autonomia, con il deputato di Forza Italia Dario Bond, che in una nota fa sapere che le audizioni dei ministri dell'economia e dell'istruzione previste in commissione parlamentare per le questioni regionali in programma questa settimana sono state annullate. Intanto ieri sera a Ring duro l'ultimatum lanciato dal pentastellato Simone Scarabella proprio al suo movimento. Poi alzo il tiro che dico che se non si cambia passo sull'autonomia in tempo utile per le regionali, veramente qua si rischia serio. Io sono pronto a fare anche un passo importante, perché non sento veramente un ragionamento dietro un tema così serio. Io sono assolutamente convinto che il Movimento 5 Stelle è nato per fare gli interessi di tutti i cittadini d'Italia e quindi anche del Veneto. Se questo non viene capito e se non vengono dati i messaggi che il Veneto si aspetta, è evidente che non stiamo facendo quello per cui siamo stati chiamati. Intende dimissioni, non ricandidarsi, passare a un altro movimento? No, non voglio passare, io ho fatto una scelta coerente. Io però credo che bisogna dare delle risposte e queste risposte che stiamo sentendo non vanno nella direzione giusta, cioè noi abbiamo riportato sul piano, diciamo, del dibattito la guerra tra nord e sud, che è stato uno dei motivi, se non il principale, per cui io non ho mai votato Lega in vita mia, che c'era sempre questa diatriba nord-sud che assolutamente non la concepisco, tantomeno adesso che la stiamo sollevando noi. E adesso dovremmo avere in collegamento Filippo Fois che ci aggiorna sulle minacce ricevute dall'europarlamentare Rosanna Conte, europarlamentare di Caorle. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno. Quello accaduto all'europarlamentare Rosanna Conte è un atto gravissimo da condannare senza se e senza ma, sul quale si augura che gli inquirenti facciano chiarezza. Il presidente della regione Luca Zaia in queste ore, sono tantissimi gli attestati di solidarietà che stanno arrivando all'europarlamentare di Caorle per quanto accaduto. Allora ricapitoliamo i fatti. Rosanna Conte, un europarlamentare della Lega che è anche consigliere comunale a Caorle, ha ricevuto una busta chiusa e anonima che conteneva fotografie nelle quali si vedevano un proiettile che rappresentano minacce di stampo mafioso. La stessa europarlamentare, che è anche consigliere comunale a Caorle, ha segnalato il fatto proprio nel Consiglio Comunale di Caorle, sostenendo che si tratti di un atto intimidatorio che la preoccupa unicamente per la sua famiglia e per chi le sta vicino. Cos'era successo? L'europarlamentare ha denunciato più volte la possibilità e il pericolo che infiltrazioni mafiose ci siano anche nella cittadina di cui è consigliere comunale. L'ha fatto una volta di più con l'arrivo della commissione parlamentare antimafia a Venezia, dove in effetti, l'avevamo raccontato anche nel corso dei nostri telegiornali, Caorle era una delle località in cui si era concentrata l'attenzione dei parlamentari.
Le minacce non mi fermano, ha scritto Rosanna Conte sulla sua pagina Facebook, no alla mafia e basta silenzio a Caor, le intimidazioni le respingo al mittente. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. Torniamo alla cronaca con il grave incidente accaduto in A4, coinvolti 2 mezzi, un'auto si è ribaltata, diversi i feriti. Grave incidente nella notte tra lunedì e martedì lungo l'autostrada A4 in direzione Milano tra l'area di servizio di Limenella e Grisignano. L'incidente ha visto coinvolte 2 auto, una delle quali si è rovesciata diventando un blocco di lamiere. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso le 4 persone coinvolte. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso svolte dai pompieri, le auto sono state deviate. Sono intervenuti anche personale dell'autostrada e la polstrada per i rilievi del caso. E quella di oggi è stata una mattinata di passione per gli automobilisti padovani a causa di un incidente all'interno del cantiere del ponte di via Vigonovese che ha paralizzato il traffico in città. Cede l'asfalto nel cantiere sul ponte della tangenziale sopra via Vigonovese abbattuto giusto una settimana fa. Un incidente che ha reso impraticabile il traffico dei veicoli lungo la carreggiata che costeggia i lavori. La notizia è stata data dall'assessore Andrea Michalizzi che ha deciso di chiudere un tratto della tangenziale est in direzione sud. Martedì mattina di passione per gli automobilisti padovani. La chiusura del tratto stradale infatti ha imposto al traffico deviazioni lungo le principali vie d'accesso alla città con conseguenti lunghe code. In tutta la zona est di Padova. Il cedimento è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, ha spiegato Michalizzi. D'urgenza è stato eseguito il ripristino della strada, ma la situazione è rimasta critica per alcune ore. Solo intorno alle 10 del mattino, con un nuovo aggiornamento via social, l'assessore ai lavori pubblici ha annunciato una riapertura parziale di Corso Argentina con un varco esclusivo per le auto, mentre i mezzi pesanti sono obbligati ancora ad uscire su via Vigonovese che rimane congestionata. L'assessore in queste ore sta decidendo insieme ai tecnici come ripristinare definitivamente la strada. E adesso sentiamo i consigli dei carabinieri per evitare che le nostre case disabitate durante le vacanze estive vengano prese di mira dai ladri. Estate, tempo di vacanze, trevigiani in ferie, lontani da casa e abitazioni che rimangono vuote, spesso proprio durante questo periodo alla mercé dei ladri. Le statistiche dicono che nei mesi estivi aumentano i furti nelle abitazioni, importante dunque osservare alcuni piccoli accorgimenti per evitare al rientro di trovare amare sorprese. Chiudere sicuramente sempre bene le tapparelle di casa e assicurarsi che l'abitazione sia chiusa in maniera adeguata. Attenzione poi a quello che si pubblica sui social, postare i dettagli dei propri spostamenti e quindi inconsapevolmente comunicare la partenza per le ferie e la durata della lontananza da casa potrebbe diventare pericoloso. Evitare di dare informazioni su quanti periodi staremo fuori o sul periodo in cui chiaramente saremo assenti, proprio per evitare che venga a conoscenza il patrimonio di chi ha intenzione di compiere questo tipo di delitto e quindi di consentirgli di perpetrarlo in maniera più facile e agevole. Niente vacanze invece per le forze dell'ordine sempre presenti a vigilare sul territorio. Noi ci siamo con tutta una serie di servizi preventivi sul territorio, quindi non andiamo in vacanza, abbiamo comunque una serie di attività che svolgiamo sul territorio proprio per assicurare in questo periodo dell'anno dove magari le persone si assentano per un lungo periodo dalle proprie abitazioni un sistema di prevenzione insieme alle altre forze di polizia che consenta di vigilare sul territorio. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, lasciamo per un attimo il Veneto, andiamo in Friuli Venezia Giulia a Trieste dove è appena arrivato dalla rotta balcanica un gruppo di profughi afghani, è stato sorpreso dalle nostre telecamere a fare il bucato sul molo Audace.
Ore 9 del mattino, Molo Audace, cosa è successo? Sono iniziate a circolare delle foto sul web, sui social, di 3 migranti che facevano il bagno sul lato destro del Molo Audace e poi hanno fatto il bucato, sostanzialmente si sono spogliati, hanno lavato tutto quello che avevano sugli zaini e hanno messo a stendere le cose sul Molo Audace dopo aver lavato la roba in acqua di mare. Eccoli qui, arriviamo sul posto mentre uno dei 3 ragazzi si sta ancora rivestendo. Poco prima il passaggio della polizia che ha chiarito ai ragazzi che non è possibile lavarsi in quella situazione, men che meno i propri vestiti. Siamo appena arrivati, è il primo giorno, non lo sapevamo. Da dove arrivate? Arriviamo dall'Afghanistan, questo è il nostro primo giorno qui. Siamo arrivati dalla Croazia, non sapevamo del divieto, volevamo solo fare una doccia e lavare i vestiti. Take shower and do something to clean our clothes. Sono state giornate dure, difficili, arrivate dai campi profughi in Bosnia? No, in Bosnia, in Croatia, Hrvatska. No, direttamente dalla Croazia. So when we come here, I saw that place, I like that place. Quando siamo arrivati qui ho visto il posto, mi è piaciuto, quindi abbiamo deciso di sederci e lavare i vestiti, perché erano molto sporchi, non sapevamo dove poterlo fare. Some place for clean clothes or everything. E ora dove andrete? We don't know. Non lo so. Now we wait to police to take asilo. Ora andiamo dalla polizia a chiedere asilo per andare in qualche posto di accoglienza. Il viaggio è stato duro, difficile? Was tough the trip from Croatia, from your country, from Afghanistan? Yeah, we come before, but Sì, lo è stato, siamo arrivati tempo fa, ma poi dalla Croazia abbiamo dovuto marciare a piedi. Ci abbiamo messo 3 giorni. Siamo arrivati stamani. E pensavamo che questo posto fosse una piscina, ma la polizia ci ha detto di no e ora ce ne andiamo. Ora andate alla polizia? Sì, certo, ora andiamo alla stazione di polizia per capire se ci mandano da qualche parte a dormire. Send me somewhere in camp or another somewhere. And ask for asilo. E anche a chiedere asilo? Sì, ora andiamo e credo che chiederemo l'asilo. Torniamo in Veneto, dove non mancherà di far discutere la classifica della CNN delle 20 più belle città europee da visitare. Così tra luoghi come Orange in Francia, Sarajevo in Bosnia, Ankara in Turchia, il network americano inserisce anche Torino, vista come un'alternativa a Venezia per chi non volesse trovarsi alle prese con il sovraffollamento di turisti in laguna. La vicina Torino, facendo riferimento proprio a Venezia, si legge nell'articolo, è meno congestionata, è il capoluogo del Piemonte e anche la città dove si trovano i luoghi più sottostimati d'Italia. Adesso parliamo di sanità, della carenza di personale nelle sale operatorie dell'ospedale di Treviso, perché al termine dell'ultima assemblea i lavoratori dei gruppi operatori hanno dato mandato ai sindacati di proclamare lo stato di agitazione unitario. Ormai la situazione è talmente esasperata in termini di mancanza di personale e di problemi organizzativi che per in forma di protesta naturalmente i lavoratori non faranno più orario aggiuntivo né tantomeno la libera professione. La situazione della carenza di personale nelle sale operatorie del Cafoncelo di Treviso non è più sostenibile, è quanto si legge in un comunicato unitario dei sindacati che al termine dell'ultima assemblea con i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. È chiaro che dobbiamo mettere nelle condizioni questi lavoratori di fare il loro orario giornaliero e di non sforare continuamente come sta succedendo, sia nell'orario per mantenere le sedute operatorie e dare risposte naturalmente ai cittadini, che con il numero esagerato di pronte disponibilità. È da tempo, continuano i sindacati, che denunciamo la carenza di personale nelle sale operatorie, che sono uno dei punti di eccellenza del nostro sistema sanitario. Mancano circa 40 tra infermieri e operatori. Questo nelle sale operatorie? Questo solo per le sale operatorie. Alla luce di questo arrivano le richieste all'ULSS. Chiediamo una risposta immediata in termini di assunzioni di personale e riorganizzazione delle sale. Pronta la replica dell'azienda sanitaria per voce del direttore generale Francesco Benazzi. Queste grandi mancanze, queste grandi carenze noi non le vediamo assolutamente, tant'è che rispetto al passato abbiamo anche assunto più persone, quindi automaticamente quando mancano le persone noi le sostituiamo. La
La carenza, continua Benazzi, c'è tra gli operatori sociosanitari, qui mancano nello specifico 6 figure, ma l'azienda Zero ha già fatto in tal senso un concorso. Noi abbiamo già mandato via 100 telegrammi per assumere gli OSS anche per la sala operatoria. Torniamo sul caro affitti delle case Ater, mentre sarebbe fissata tra i prossimi giorni la riunione di giunta per la modifica del regolamento regionale. Il Sunia Trevigiano con la CGIL ha organizzato per giovedì un incontro con tutti gli inquilini della Marca. Caro affitti per le case popolari, continua la mobilitazione in vista delle decisioni che il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà con la giunta regionale. Un intervento che abbiamo annunciato sabato e che porterà alla modifica del regolamento per l'applicazione della legge sull'edilizia pubblica. E se domani ci sarà al mercato di Treviso la raccolta firme per bloccare per un anno l'applicazione della norma, il sindacato degli inquilini con la CGIL ha indetto un'assemblea aperta a tutta la Marca. Le settimane scorse abbiamo distribuito più di 5.000 volantini, stiamo ricevendo telefonate tutti i giorni ed è per questo che giovedì 1 agosto alle ore 17:30 nel parco di Viale Francia in quartiere San Paolo facciamo un'iniziativa aperta a tutti e invitiamo non solo gli assegnatari di alloggi trevigiani ma quelli degli altri comuni, perché si parla anche di Treviso, però in tutti i comuni della provincia ci sono case popolari. Un'assemblea dove verranno ribadite le richieste di modifica del regolamento sugli affitti. È necessario che venga alzato il valore dell'ISEE da 20.000 almeno a 30.000 euro. All'interno dell'ISEE che poi venga valutata la situazione patrimoniale del soggetto e quindi venga scorporata i soldini, diciamo, che la persona ha messo via, ha messo in banca. E poi per quanto riguarda il valore dell'immobile bisogna utilizzare il valore di mercato reale dell'immobile e quindi far sì che l'affitto sia effettivamente l'affitto di quell'immobile in quella zona della città. Sono oltre 4.500 gli immobili Ater nella Marca, di questi oltre la metà risponde ad un affitto tra i 200 e i 400 euro mensili. Un ISEE troppo basso darebbe lo sfratto a chi versa gli affitti maggiori, per riassegnare gli appartamenti a meno abbienti, mettendo in ulteriore crisi le casse dell'Ater e contemporaneamente mettendo in difficoltà chi dovrà affrontare canoni del libero mercato. Insomma un settore dagli equilibri delicati che richiede profonde riflessioni, ma anche veloci cambiamenti per trovare un punto di equilibrio soddisfacente per tutti. Noi siamo preoccupati perché può scattare l'amorosità per quelli che non riescono a pagare gli aumenti. Invitiamo Conte, Barbisán, ma specialmente Luca Zaia, se non ha impegni, a essere presente alla nostra iniziativa. Restiamo a Treviso con il delicato intervento realizzato al Caffoncello su una bimba di 3 anni che non poteva né masticare né sorridere. L'equipe medica ha ridato alla piccola una vita normale. Sorridere, lavarsi i denti, masticare, azioni comuni che una bambina di 3 anni non poteva compiere. Ora, grazie a un complesso intervento eseguito all'ospedale Caffoncello dall'equipe di chirurgia maxillofacciale, la piccola potrà condurre una vita normale. La piccola paziente è affetta da una malattia genetica, la sindrome di Alagille, che fino a prima dell'intervento le limitava quasi totalmente la funzionalità della mandibola al punto da riuscire ad aprire la bocca al massimo per 2 mm. Una situazione particolarmente difficile, vista anche la tenera età della paziente. Diversi ospedali si erano già rifiutati di operare. I chirurghi del Caffoncello, coordinati dal primario Luca Guardanardini, hanno prima ottenuto un allungamento della mandibola della piccola di 15 cm applicando un distrattore osseo. Poi, a distanza di 4 mesi, l'intervento vero e proprio grazie al quale la bambina può ora aprire la bocca. È già stata dimessa, riesce finalmente a mangiare e a curare i dentini, finora impossibili da raggiungere con lo spazzolino. In chiusura vi ricordo l'appuntamento subito dopo di noi con una nuova puntata di Ore 13, si parlerà di endometriosi, una patologia che riguarda la salute femminile. In studio il dottor Fabio Montella, dirigente medico di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Oderzo. E poi questa sera torna puntuale 20:10 in studio l'assessore regionale Manuela Lanzarini, insieme a lei parleremo tra l'altro proprio del caro affitti Ater. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Benvenuti al Meteo. Pressione in rinforzo, tempo dunque indeciso, miglioramento rispetto alla diffusa instabilità dello scorso weekend, ma ancora qualche precipitazione sui monti.
Sul Veneto tempo in prevalenza buono con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche residuo temporale sui settori alpini, specie durante le ore pomeridiane, e localmente potrà bagnare anche le aree pianeggianti circostanti. Temperature in ripresa con minime tra 18 e 23 gradi, massime più calde ma decisamente sopportabili tra 28 e 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole ma anche con occasionali rovesci possibili sui rilievi, localmente fin verso le pianure. Temperature in lieve aumento con minime tra 21 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime invece sui 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.